Sono d'accordo, io se fossi stato in Parlamento ieri, cosa che non succederà mai perché io sono contrario ad andare nel Parlamento di uno Stato che ormai non mi appartiene più, avrei chiesto a Monti: signor Presidente, lei ritiene che la sua manovra sia conforme al principio costituzionale della capacità contributiva? Questo avrei chiesto. E sono sicuro che non avrebbe avuto una risposta facile da dare, perché questa manovra è tutto fuorché coerente con questo principio costituzionale. Quello dell'eguaglianza, dell'equità poi è un sogno. Cioè siamo ormai, ripeto, di fronte a un'Italia che è stesa sul letto di morte. Tenerla in vita ancora è soltanto un atto di irresponsabilità. Bisogna pensare scenari diversi, bisogna pensare proposte diverse. A Roma non si cambia nulla, e questo lo dico a quelli della Lega che hanno fatto la gazzarra di ieri. Invece di fare la gazzarra avrebbero dovuto abbandonare il Parlamento e venire, dico ai parlamentari del Veneto, assieme a Zaia a indire il referendum per l'indipendenza e l'autodeterminazione del Veneto, che il Veneto non avrebbe bisogno di dare nulla per far fronte alla situazione, perché noi non abbiamo debito pubblico e addirittura avremmo un credito pubblico dall'Italia. E mi fermo qua per pietà. Comunque è d'accordo sul fatto che la Lega sta facendo bene a non votare la manovra Monti? No, sta facendo malissimo, perché non dovrebbe votarla? No, dovrebbe uscire dal Parlamento. Ormai è tempo di decisioni forti. Zaia in Veneto con i suoi parlamentari prenda le decisioni politiche che l'emergenza ritiene, faccia un referendum per l'indipendenza e l'esercizio del diritto all'autodeterminazione del Veneto, che non è contro l'Italia, salverebbe anche l'Italia, perché consentirebbe a quelle regioni che sono irresponsabilmente ancora guidati da camarille e da gruppi mafiosi criminali ad una responsabilità maggiore. Mi ha stupito ieri vedere un reportage sull'arresto di Zagaria con delle interviste fatte precedentemente l'arresto a chi stava indagando, dicendo qui non collabora nessuno. È certo che è così. Allora voglio dire, se ci sono realtà diverse dell'Italia, l'Italia, come mi diceva l'altro giorno una persona, è troppo lunga e quindi evidentemente vi sono realtà molto distanti l'une dalle altre. Ripeto, noi non siamo contro l'Italia, ma in una situazione come questa bisogna pensare a elaborare, a sfruttare, a far partire dei progetti nuovi.